Parcheggi a pagamento in zona industriale per evitare la sosta selvaggia? Alla proposta del consorzio ZIP dice no con fermezza il gruppo imprenditori della zona industriale di Padova. Resta il problema: cosa fare per la gran mole di persone che arrivano ogni giorno, in maggioranza da fuori città, alla ZIP con la loro auto, perché c'è una sola linea dedicata di autobus, non c'è il tram né una navetta. Nelle ore di punta stanno tutte in coda, in mezzo ai tir che vanno e vengono dalle fabbriche e dall'interporto, agli automezzi dei corrieri. Le soluzioni alternative di parcheggio ci sarebbero. Recuperando talune aree che attualmente sono inutilizzabili nel contesto dell'area della zona industriale, sono 11 milioni di metri quadrati, entro i quali ci sono delle aree notevoli, ce n'è una di 200.000 metri, che per sé già potrebbe recuperare più di 1000 posti auto o qualcosa del genere. Parcheggi scambiatori dentro e intorno alla ZIP nei quali operai e impiegati potrebbero trovare mezzi leggeri come biciclette o auto elettriche per raggiungere le aziende. Sarà un parcheggio green, che oggi mi sembra una cosa molto di moda e necessaria, per cui risolveremo un sacco di problemi. Il GZIP è pronto a fare la sua parte per prendere in affitto le aree e i mezzi di spostamento ecologici. Di recente una grande azienda informatica ha affittato un capannone dismesso per ricavarne 200 posti auto per i dipendenti. Le aree verdi o non utilizzate oggi nella zona industriale di Padova, dice il geometra Rovoletto, offrirebbero parcheggio a quasi tutti i lavoratori. Il comune batta un colpo, insomma, sperando che metta mano, è il suo appello, anche alla situazione di abbandono in cui versa la zona nord della ZIP, quella più vecchia che va dallo Sheraton al Piovego. Il comune praticamente, al minimo da 20 anni, praticamente ha abbandonato la zona industriale a se stessa, sia con i mezzi pubblici, sia con le manutenzioni, con le assistenze. Siamo in particolare alla zona industriale nord, quella che va dal Piovego allo Sheraton, con circa 350 aziende e uno stato di totale abbandono, marciapiedi, le strade, buche, mancanza di illuminazione e totale assenza del comune a cui compete questa manutenzione.